È nato nel 76 e fino a 13-14 anni è stato a San Nicolò, poi ha vissuto 3-4 anni a Cagliari, poi ha fatto il militare nel 95, un mese a Taranto, poi trasferito a Perdas nel poligono, poi dopo il militare nel 97 è partito a Prato fino nel 2001 alla sua morte. Antonio Vargiu, fratello di Patrizia, è morto a 25 anni dopo aver prestato il servizio militare nel poligono di Quirra. Il linfoma che lo ha stroncato era del tipo non-Hodgkin, una forma tumorale rarissima tra i giovani. Riuscivano a guarirlo, però dopo un mese riveniva di nuovo nel nulla. Non capivano questo, dicevano sempre un caso proprio strano. Nel 98 agosto è crollato, ha avuto questa febbre altissima, ricoverato, gli hanno subito fatto un intervento qui, gli hanno tolto è una ghiandola che abbiamo, lì è stato scoperto che aveva linfomi non Hodgkin tra il polmone e il cuore, da lì gli hanno tolto l'acqua nei polmoni, aveva non so se sia 1 litro o 2 litri d'acqua. Perché non possono morire persone così giovani. Per che cosa? Per i loro soldi, insomma. Non lo so. Sono anime innocenti, perché sono anime innocenti. Sta morendo è anime innocenti. Togliere la vita a una persona di 25 anni, una persona di 30, una persona di 20 non è giusto.